Siamo oggi a Rovigo con Valentina Noce, candidata al Consiglio regionale del Veneto. Valentina, ci racconti chi sei e che cosa ti ha spinto a candidarti? Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Sono Valentina Noce, sono avvocato del Foro Rodigino, sono nata a Rovigo e ho sempre abitato qui, ad eccezione degli ultimi 3 anni in cui mi trovo a Roma a fianco del Ministro della Giustizia Carlo Nordio in veste del suo segretario particolare, ma le mie radici, il mio attaccamento al mio Polesine, alla mia città sono forti. Per la mia città ci sono sempre, sono presente come consigliere comunale in maggioranza. E mi ha spinto a candidarmi la passione che ho per la politica, l'amore che ho per il mio territorio e il poter dare e restituire quello che io ho ricevuto e anche maturato con l'esperienza sia di governo che di lavoro professionale e sociale a tutti i livelli, e quindi metterla a servizio dei miei cittadini e della mia comunità. Quindi corro con Alberto Stefani, candidato presidente della regione Veneto, e in questo magnifico territorio che mi sento di voler vivere con benessere, con ricchezza, perché il Veneto penso sia anzi è la regione più bella d'Italia. Quali sono i settori che ti stanno a cuore? Allora, ce ne sono tantissimi. Parliamo intanto di restituire la dimensione comunitaria, il sociale e la sanità vengono sicuramente al primo posto, sono al primo posto del programma del nostro presidente, del nostro candidato presidente, ma sono una necessità avvertita in tutto il territorio, a cominciare dal Polesine. Il sociale, posso solo dirti che ieri sera purtroppo abbiamo appreso della morte sul lavoro e quindi di questo incidente qui a San Martino di Venezia. Questo non deve più succedere, quindi la sicurezza anche e soprattutto dei luoghi di lavoro. Come dice il Presidente Mattarella, il lavoro è un diritto fondamentale, realizza l'individuo, garantisce la parità, quindi toglie ogni forma di discriminazione, e dare valore al lavoro significa restituire dignità agli uomini, quindi bisogna creare condizioni di lavoro, posti di lavoro in cui la sicurezza, la vita siano messi al primo posto, primo piano. Un'altra cosa è la solitudine e gli anziani. Dobbiamo tornare a fare rete di comunità, banalmente anche durante l'estate, quando ci sono quelle temperature caldissime e noi non vediamo più magari il nostro vicino di casa che è anziano, fa fatica a muoversi. Suoniamo il campanello, andiamo a verificare se va tutto bene, e questa è l'idea di comunità. E a livello istituzionale si possono creare delle aggregazioni, pensare a delle aggregazioni sociali che includano sia i giovani ma anche appunto le persone più fragili che magari hanno bisogno di un'assistenza che la sanità deve assolutamente coprire. La sanità infatti, che è centrale nel punto di governo ed è uno degli obiettivi senz'altro di questo programma, deve essere sburocratizzata. La medicina territoriale deve essere di prossimità, deve essere vicino ai bisogni delle persone, soprattutto in territori tanto vasti come quello del Polesine, che ha delle caratteristiche morfologiche peculiari, con distanze molto ampie, come possono essere anche le comunità montane, perché noi abbiamo dal mare alla montagna e quindi difficoltà. Giustizia, sanità, devono essere tutti servizi di prossimità. La medicina deve garantire un'assistenza domiciliare, deve garantire la vicinanza, la conoscenza dell'individuo. Deve essere sempre di più una medicina personalizzata e sempre più sburocratizzata. E nel tuo percorso professionale hai dei progetti in particolare per le donne? Tantissimi, ancora di più adesso come mamma. Sono mamma da 10 mesi, sabato festeggiamo il complemese del mio piccolo, e ho vissuto delle situazioni in prima persona che mi hanno fatto toccare con mano le difficoltà, banalmente. Pensare anche ad avere l'assistenza di un'ostetrica che ti venga a casa una volta a settimana, o di avere le prime analisi del sangue gratuite a domicilio. Io che mi sono ritrovata in una città che non è la mia, grande, da sola, ad affrontare i primi momenti dopo il parto, non è stato facile, quindi ci sono delle cose che io penso di poter proporre anche a livello sanitario, a livello regionale, come mamma. Poi
come donna tantissimo. Io vengo da un percorso professionale che mi ha visto anche in prima persona nelle pari opportunità del mio ordine degli avvocati, e quindi la lotta alla violenza di genere, la sicurezza, il rispetto, la cultura del rispetto. Abbiamo tantissime iniziative che si prefissano di percorrere questa strada per abbattere un fenomeno che purtroppo è ancora ampiamente diffuso, e se non iniziamo dalla cultura del rispetto, poi noi a livello professionale come avvocati interveniamo sempre nella fase patologica. Noi dobbiamo agire nella fase della prevenzione e non quando è troppo tardi, quando ci sono già degli abusi, delle violenze in atto. Ti dico anche una cosa, proprio martedì prossimo, il giorno di San Martino, ho un convegno alla Gran Guardia qui a Rovigo su Women and Welfare, e quindi le soluzioni per le donne per conciliare vita e lavoro, delle soluzioni sia giuridiche che proprio di natura anche più pratica, che ci possono dare un aiuto come donne sempre più presenti nella vita politica, sociale, e meno presenti a casa, perché se nessuno ci aiuta, ahimè, il tempo è quello e noi ci dobbiamo dividere. Quindi penso che questa possa essere un aiuto in più e una delle tante proposte ed iniziative che sostengo. Come immagini il Veneto fra 10 anni? Sempre la regione più bella del mondo e una terra in cui vivere. Io voglio far crescere mio figlio in Veneto, voglio dargli le opportunità, che poi le scelte vengono fatte nel corso della vita da ognuno di noi, però voglio che sia una regione che offre tante opportunità di crescita, di sviluppo, di professione, di sport. Siamo una regione che ha tantissimi iscritti alle associazioni sportive, fa attività sportive, una regione che quest'anno tra l'altro tra pochi mesi ospiterà le Olimpiadi invernali. Insomma, siamo protagonisti in tanti settori. Quello che è il mio desiderio è creare delle situazioni di benessere per le generazioni future.